abbiamo lavorato soprattutto sulla tattica, ma è chiaro che è tutto collegato. Sappiamo che siamo in una fase nuova, di sviluppo, di integrazione tra vecchi e nuovi, di gioco da mettere a posto, e quindi ci vuole tanta testa, ci vuole tanta concentrazione, ma mi sembra che le risposte siano buone. Ma ho qualche idea, sì, qualche piccolo cambiamento nel gioco, ma grosso modo in linea di massima con quello che avevo già iniziato con il Verona. Qualche piccolo accorgimento diverso dal punto di vista del gioco e probabilmente anche qualche giocatore diverso, perché ad esempio Manfredini oggi ha avuto una contrattura, quindi non è disponibile e già lì insomma si deve cambiare per forza. Poi non credo neanche a tanti grossi cambiamenti perché è giusto andare per gradi anche qua. Si parte da 0-0, siamo 11 uomini contro altri 11 uomini e quelli che entrano, e quindi si parte alla pari. Poi che sappiamo l'Inter che è una grande squadra, però dobbiamo essere positivi, propositivi, fare il nostro gioco, cercare di inibire un po' quelli che sono le parti forti dell'Inter e così via, cioè non dobbiamo essere molto fiduciosi. Io da parte mia e credo tutti i ragazzi cercheremo di dare anche soddisfazione a questa società che, come hai detto te, per la prima volta va a San Siro a giocarsela e quindi è una bella cosa, questo ci deve dare tanti stimoli, questo aspetto qua. Guarda l'Inter è una squadra che sì, ha avuto un po' di flessione, però ha iniziato molto bene ed è sempre in corsa per gli obiettivi che ha quest'anno, così ho letto che quest'anno è un anno di transizione per loro, quindi probabilmente sono ancora in linea, ecco, con quello che hanno come obiettivo.